sono Maria Teresa Punchina, abitavo in Santa Marta dei Ferrovieri. Santa Marta era il luogo dei ferrovieri e abitavo a pochi 50 metri da Nane De Pità, che era l'allenatore della Passoni. Allora io ho incominciato a nuotare, credo a 9-8 anni, durante la guerra. La piscina dei ferrovieri era bellissima, a me piaceva tanto, ed era di 50 metri e c'era la piscina piccola, la mezzana, la grande. E c'erano anche da fare i tuffi, la piattaforma da 10 metri, da 5 e da 3 e forse anche da 1,5. Allora c'era c'era un muro molto alto e la piscina, fino a poco tempo fa c'è ancora l'arco da dove si entrava, e io ricordo Massaria, che era un nuotatore che è andato anche a Londra a fare le Olimpiadi, che aveva gli occhiali da uomo mascherato, io me lo ricordo, Massaria, Perondini, mi ricordo Cortivo, c'era Ciro che era un personaggio grande, Ciro con Sciocco, perché era un nuotatore, Sciocco, e che aveva il naso da sciocco. Cos'è che ricordo? Ricordo le ragazze, la vita sociale, era bellissimo, si entrava, era lunga la strada da questo arco che portava fino al ponte della ferrovia. Infatti la sabbia era nera, no? C'era della sabbia. Allora ricordo le ragazze che una era campionessa, è diventata psichiatra, era la Mara Vio, erano 2 sorelle, Mara e Mirna. Io ho fatto la Coppa Scarioni, però era una schiappa, ma sono andata a Trieste, la Coppa Scarioni, sono arrivata sesta, non di 6 naturalmente. Comunque vabbè, io mi divertivo tantissimo, io non so fino a quanti anni sia andata alla Rarinantes. Io ricordo anche le partite di pallanuoto con Mezzalira, Dalaman, chi c'era poi? Mezzalira me lo ricordo bene, Contessa. Allora, mio fratello Carlo Punchina era cronometrista, aveva incominciato molto presto. A lui era stato affidato l'incarico di prendere, di mettere insieme, insomma, i ragazzi, e lui l'ha portato a termine con grande spirito di sacrificio anche.